Il 20 maggio del 1996 finisce a Cannatello, frazione estiva di Agrigento, la latitanza di Giovanni Brusca, il boia di Capaci. Sono passati da poco le 9 di sera e il rumore di una motocicletta squarcia la quiete tra i villini a schiera della zona. È proprio quel frastuono di una moto smarmittata il segnale che ha confermato la presenza del boss di San Giuseppe Jato. Oltre 150 omicidi, Uverro era denominato, un bimbo strangolato e sciolto nell'acido, colui il quale premette il pulsante che fece saltare in aria il giudice Falcone, la moglie e gli agenti di scorta il 23 maggio 92. Si celebrerà infatti il trentennale, scatta il blitz che durò pochi secondi. Giovanni Brusca si trovava insieme al fratello Enzo, la moglie e i figli. Non ha avuto neanche il tempo di pensare a cosa stesse succedendo. Una volta ammanettato si rifugia in un silenzio che manterrà per tutto il viaggio fino a Palermo. Un poliziotto prima dell'uscita davanti alle telecamere alla questura di Palermo lo farà sostare davanti a un albero dedicato proprio a Giovanni Falcone, affermando: vedi Brusca, quell'uomo Giovanni Falcone vive ancora, tu invece sei una persona finita. Su quel giorno abbiamo chiesto su quella cattura e sul suo significante, abbiamo fatto una domanda al dottor Stefano Zammuto del Tribunale di Agrigento. Sì, questo dimostra da un lato lo straordinario impegno che lo Stato dopo le stragi ha messo in atto per la repressione della criminalità mafiosa e in effetti oggi la forza di Cosa Nostra rispetto a quella di 30 anni fa è indubbiamente inferiore. Da questo punto di vista possiamo dire che lo Stato ha vinto, anche se ovviamente non bisogna abbassare la guardia. Poi la storia di Brusca secondo me è emblematica anche sotto un altro profilo, perché Brusca ha poi fatto un percorso collaborativo che ha consentito allo Stato ulteriori risposte sul versante della lotta alla mafia e ci dà anche l'idea della possibilità che l'uomo ha di cambiare, perché un criminale sanguinario qual era Brusca ha poi intrapreso un percorso di rivisitazione critica del suo operato che ci fa capire che tutti possiamo cambiare. Recentemente lei sarà trasferito a Sciacca, un ricordo di questa esperienza agrigentina? Ma io ormai vivo ad Agrigento da 23 anni e quindi ormai mi sento agrigentino di adozione. Il mio è solo un trasferimento lavorativo e ovviamente c'è la concreta possibilità che, terminata l'esperienza a Sciacca, che durerà 4 anni, io possa tornare in questo territorio che ormai sento mio.